Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai tuoi ospiti e buongiorno al tuo pubblico. Le notizie di oggi riguardano il nuovo DPCM in uscita prevista per stasera o al massimo per domani, in cui vengono esplicate le misure di sicurezza anticontagio a cui si intende provvedere. L'Italia verrà divisa in tre fasce a seconda del rischio di contagiosità. Il Veneto apparterrà alla seconda fascia, a contagio intermedio. Verranno chiuse i centri commerciali nel weekend, verrà attuata la massima capienza degli autobus al 50%, la didattica a distanza verrà fatta per il 100% degli alunni a partire dalla seconda media. Inoltre una specie di coprifuoco che verrà attuato globalmente in tutta Italia probabilmente dalle ore 21. In America è l'Election Day, ultima sfida tra Trump e Biden, mentre a Chioggia notevole è l'aumento dei contagi per quanto riguarda il fattore Covid. A te la parola e buona giornata. Buona giornata a te Michela, grazie e proseguiamo con i nostri ospiti. Allora, ciao, buongiorno, ciao Emanuele, ciao Beniamino, Emanuele Pasquali che è consigliere comunale a Cavarzare nella località Boscochiaro, giusto Emanuele? Giusto, giusto. Ciao Beniamino, Buongiorno a voi. scusate, Buongiorno a tutti. stamattina devo dire la verità, ho messo il telefono silenzioso e quindi sono un po' in ritardo con tutto. Vabbè, a parte questo, iniziamo subito. Purtroppo la notizia del giorno, della notte, anzi io me ne sono accorto anch'io pochissimo tempo fa, c'è stato purtroppo un altro attacco terroristico, questa volta in Austria, a Vienna, attacco a Vienna, morti, ostaggi e feriti. Praticamente leggo più che altro anche gli articoli online che forse sono più, diciamo, dettagliati. Vienna sotto attacco terroristico in 6 punti della città, in azione un comando di più persone, morto un passante, almeno 15 feriti, ucciso un attentatore pesantemente armato, un altro in fuga. Ci sono anche tutta una serie di video che non vado a guardare adesso. Un attentatore ripreso mentre sparava per strada, un agente che cade a terra sotto gli spari dell'attentatore, le ambulanze, la resa degli attentatori con le mani alzate e spogliati. Ma su questo siamo ancora una volta esterrefatti di svegliarsi proprio in queste condizioni, giusto Emanuele? Effettivamente sì, perché questa volta magari non si tratta di un cane sciolto o di qualche persona che magari ha dei problemi anche dal punto di vista psichico. Qui forse stiamo parlando di un attacco premeditato, di persone che riuscivano a usare le armi, tutta una serie di considerazioni che oltre al periodo così poco gratificante da un punto di vista economico, abbiamo anche questi problemi. Attaccare Vienna è attaccare il cuore dell'Europa, a mio avviso. Eh sì, ma infatti sembrava impossibile cioè sembrava quasi finita questa cosa, invece appunto la differenza con gli altri attacchi terroristici è che sicuramente è un'azione combinata perché in 6 punti diversi della città non può essere. Non può essere il caso, non può essere la vignetta, sono azioni messe in campo mesi fa, premeditate, trovate le armi, trovate le location, trovate gli appoggi sul territorio, per cui stiamo parlando probabilmente di cose pianificate mesi fa, nessun rispetto per la vita, nessun rispetto per il nostro modo di vivere. Mi dispiace veramente, mi dispiace perché alla fine siamo a 280-300 km da casa nostra. Passo, invece di continuare a parlare di questo che è un tema, diciamo così, nazionale, parlerei più del locale. Ti leggo qualche articolo per tutti, ma insomma, in particolare per Beniamino, insomma, Beniamino, per noi, insomma, c'è sempre la cosa del Covid. Adesso la cosa più imminente sembra appunto che il DCPM non è ancora uscito, non è ancora stato, diciamo, Conte non l'ha ancora firmato, da quel che mi sembra, e praticamente sembra che le misure siano di dividere il paese in tre parti, ma comunque è un divieto nazionale uscire tra le 21 e le 5 della sera. E praticamente la Lombardia, il Piemonte e il Calabria verso il lockdown totale, mentre nel Veneto vedo i colori qua della cartina, siamo ancora diciamo non in una fase diciamo così come le altre regioni praticamente. Zaia, il picco, sto leggendo titoli del Gazzettino, Zaia, il picco a metà novembre.
Io anche ieri ho avuto un sacco di notizie, ovviamente non positive, della nostra città. Tu, Beniamino, sai qualcosa in più? Il tuo punto di vista, dal tuo angolo visuale? Siamo arrivati a un momento all'interno del quale, prima di arrivare al punto di non ritorno, le istituzioni devono in qualche modo tutelarci, e quindi stanno predisponendo l'ospedale di Dolo come punto Covid, ma mi pare anche Villa Salus per quanto riguarda il nostro territorio. Vuol dire che si stanno preparando all'ondata. Se Zaia dice che il picco ci sarà a metà novembre, vuol dire che sia il periodo, quello dell'autunno, che è la stagione delle influenze, sia la quantità di persone che sono contagiate con i tamponi che stanno continuando a fare, permette una certa preoccupazione da parte di tutti. Quindi l'augurio e l'auspicio è quello della gente sia più prudente, insomma, visto che ormai siamo abituati a tenere la mascherina, abbiamo una certa mentalità sul tenere lo distanziamento sociale e ci muoviamo un po' meno, di continuare a farlo e di stare attenti a non sottovalutare la questione. Ho visto anche che nel nuovo DPCM dovrebbe venire fuori un certo attenzionamento per quanto riguarda il trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico è, secondo me, un vulnus di questa istituzione, del nostro governo, che fino adesso non ha fatto nulla. Invece vorrebbe in qualche modo garantire un 50% della capienza per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma e l'80% di capienza per quanto riguarda treni, pendolari, eccetera. Questo da un lato. Dall'altro è sulle scuole. Come chi ha bambini e chi ha ragazzi da accompagnare a scuola, ci saremmo resi conto che in questo periodo i veri assembramenti erano proprio a scuola. Il minuto prima del suono della campanella, centinaia di ragazzi sono ammassati sui cortili delle scuole, e questo non ha contribuito per il meglio alla situazione che abbiamo. Secondo me bisogna intervenire laddove serve, più che dire di fare cose generali. Lì dove serve vuol dire che la scuola, i trasporti, tutte le cose pubbliche che il governo non ci ha pensato finora bene. Adesso speriamo che questo nuovo DPCM ci porti un segno di speranza su queste cose, perché il governo si è sempre preoccupato dei commercianti, degli artigiani, del bloccare il lavoro, di fare il coprifuoco, però se non si fa una cosa strutturale e coordinata, tutti gli sforzi rimangono vani. Quindi io credo che serva da parte del governo, e quindi delle regioni, e quindi dei comuni. Adesso non per che nessuno me ne voglia, però ho visto anche le foto, per dire, in diga durante un weekend piuttosto che al mercato il giovedì. Mi pare che non ci sia da parte del comune nessun controllo, nessun presidio del territorio e nessuna indicazione, e ognuno fa quello che vuole. Queste cose non vanno assolutamente bene, e finché non succede niente, tutti fanno finta di niente, va bene così la Madama la Marchesa, però se poi ci sono delle conseguenze, qualcuno ne deve essere responsabile. Da Cavarzari cosa ci dici? Ma niente, Cavarzari, la situazione, da quello che so io, ho letto anche le informative da parte del sindaco, abbiamo, mi sembra, sui 25 positivi, abbiamo 3 persone ricoverate. Anche qui la situazione è un po' triste anche dal punto di vista del commercio, dei nostri bar, delle nostre attività, dei nostri ristoranti, ed effettivamente non stiamo vivendo un grandissimo periodo. Nutro comunque dei dubbi sul discorso del coprifuoco, quello dalle 21 di sera alle 5 di mattina. Io ho girato così, la mia famiglia ha un'attività e anche di sera e di prima mattina mi trovo qualche volta a girare e non c'è nessuno assolutamente in giro.
creare un coprifuoco dalle 21 alle 5, forse può servire il sabato e la domenica, magari per le nuove generazioni che vogliono magari uscire, ma durante la settimana vi assicuro che non c'è nessuno. Stiamo parlando, secondo me, di un falso problema. Ritorno anch'io sul discorso delle scuole, del discorso degli assembramenti, dei trasporti. Ci avevano detto che alcuni giorni prima dell'inizio delle scuole che avrebbero diversificato l'orario, cioè la possibilità che qualcuno entrasse un'ora dopo, utilizzare anche il pomeriggio per dare respiro ai trasporti. Mi sembra che questo non sia stato attuato. I ragazzi continuano ad entrare quasi tutti alla stessa ora, i trasporti sono al 99% quelli del mattino, per cui non abbiamo risolto granché i problemi. Abbiamo, a mio avviso, messo in difficoltà molte categorie che nelle nostre zone stavano cominciando ad alzare la testa dopo il periodo di marzo, aprile, maggio. Siamo ancora veramente in difficoltà economica dalle nostre parti di Cavarzio. Siamo un po' dappertutto in questa situazione, però penso che non sia così facilissimo, cioè mettere in atto tutte queste misure in poco tempo, perché sì, adesso per esempio i trasporti, c'è un articolo qua sulla Nuova che prevedendo i trasporti al 50% già la tenuta dei bilanci di ACTV è tutta da vedere in pratica, no? E adesso per esempio anche la didattica a distanza. Sul discorso della didattica a distanza, notte, scusate, ma sono ancora mezzo addormentato. Sul discorso della distanza, sulla didattica a distanza, qua c'è un articolo sulla Nuova Venezia che dice la fibra non arriva nelle scuole, Chioggia, lezioni online a rischio. Ma poi ci sono tantissimi che non sono ben attrezzati a casa. C'è chi, poverini, non hanno neanche, o hanno magari qualche portatile vecchio che praticamente è impossibile lavorarci, perché sapete che se gli hardware sono anziani, vecchi, insomma, non sono molto lenti, è difficile poter fare lezione su queste cose qua. Guarda Andrea, volevo dirti una cosa. Oggi è il click day per quanto riguarda le biciclette e i monopattini. No, avevamo assolutamente bisogno che oggi fosse la giornata per andare a fare la domanda per avere un contributo di 500 euro sul monopattino. Perché non diamo la possibilità alle famiglie di avere un computer nuovo, di avere un'attrezzatura adeguata per collegare i nostri ragazzi con la scuola? Secondo me quella del monopattino, di queste cose, mi sembrano autentiche cavolate. Diamo la possibilità ai nostri ragazzi di poter seguire, qualora ce ne fosse bisogno, la scuola da casa. I soldi ci sono, utilizziamo questi soldi dei monopattini, di altre cose che sono state messe in campo per intervenire sulle famiglie. Le famiglie hanno bisogno. E per aggiungere e dare sostegno a questa teoria di Emanuele, avevamo bisogno di ordinare milioni di euro di banchi a rotelle che sono in magazzini. Io non ho visto un banco a rotelle qui a Chioggia in nessuna scuola, correggetemi se sbaglio. Con quei soldi non si poteva attrezzare ogni famiglia per la didattica a distanza di tutti gli ordini e i gradi sulle scuole. Cioè milioni di euro per comprare delle cose che oggi sono in magazzino a prendere polvere, se sono stati ordinati tutti, se sono arrivati tutti, ma ripeto, non so a Cavarzere, ma qui a Chioggia non mi pare siano arrivati i banchi con le rotelle. No, Beniamino, ti dico una cosa, a Cavarzere sono arrivati tutti i banchi nuovi, a Cavarzere sono arrivati tutti ed è il bello che è stata riempita un'ex scuola media, è stata riempita di tutti i banchi che hanno tolto dalle scuole di Cavarzere, li hanno messi lì. Ci sono circa 800 banchi quasi nuovi che sono stati riposti in questa scuola, perché ne sono arrivati circa 800-850 completamente nuovi, che non servivano. Molti banchi che sono stati tolti dalle aule erano quasi nuovi. Ci sono quasi 800 banchi riposti nella ex scuola media di Cavarzere. Uno spreco enorme, uno spreco enorme.
Purtroppo è una situazione generale. Certo che col senno di poi era sicuramente meglio mettere sì, insomma, dotare le famiglie dei computer, perché io ricevo tantissime chiamate di persone che hanno veramente difficoltà e quindi alla fine ci sono quelli più penalizzati sono i bambini. Vi leggo due titoli qua della parte sempre veneziana del Gazzettino: il virus, la crisi di Venezia, San Marco chiudono i primi caffè, serrande abbassate ieri al Todaro, Chioggia e Aurora, se il DCPM lo permette si riapre nel weekend o a Natale. Vernier, che presumo sarà dei commercianti di Venezia, incassi azzerati, fatturiamo il 10% rispetto al 2019, vediamo cosa ci arriverà ad aprile. E la notizia positiva di Venezia, passatemi il termine, è che la mission di cruise torna possibile, pronti al ciak, ma c'è l'incognita decreto. Quindi praticamente sapete che si era fermata le riprese del film di Tom Cruise perché appunto alcuni della troupe erano positivi, e però appunto si è ricominciato, però adesso vedremo con il decreto cosa dirà. Peccato non avere anche a Chioggia la troupe di Tom Cruise. Cosa ne dici, Beniamino? Beh, abbiamo però negli anni avuto delle situazioni, degli ambienti dove hanno girato delle fiction piuttosto che delle tratti di film o dei film interi. Certo, non film hollywoodiani di fama mondiale come quelli di Tom Cruise e la Mission Impossible, che non so a che numero sia arrivata, ma insomma, e poi Venezia comunque rimane sempre Venezia, sia per gli spazi sia per gli americani che conoscono Venezia, non certo Chioggia. Certo che è anche vero che io mi ricordo quando eravamo con Romano Tiozzo che molte troupe televisive sono arrivate a Chioggia sia per i documentari, sia per i docufilm, piuttosto che dei film, le fiction, ma anche delle trasmissioni tipo quelle che erano Linea Verde, piuttosto che Mattino 5, che parlavano di ambiente, cultura e turismo. Era pubblicità tra l'altro anche gratuita, perché in qualche modo o addirittura affittavano degli spazi e quindi facevano lavorare molto anche i commercianti, i ristoratori piuttosto che i bar, perché si riempiva la città della troupe e dei curiosi. Hanno fatto anche, se ti ricordi, la pubblicità della BMW sul Riva Vena, Sì, certo. che però non ho mai vista quella pubblicità e sarei proprio curioso di vedere che sfrecciava con gli effetti speciali per la Riva Vena. Vi leggo un po' di titoli qua locali che forse sono, diciamo, visto che vorrei chiudere questa rassegna un po' velocemente. Sì. Io credo, avevamo già riportato la notizia ancora 2 giorni fa, oggi c'è sul Gazzettino, della casa occupata abusivamente, il comune è pronto a intervenire, braccio di ferro con una famiglia di 6 persone. Praticamente sono giorni che questa casa che in Viale Bosola è stata occupata, è intervenuta la polizia locali, sono usciti, poi sono rientrati, hanno murato tutto. A un certo punto la casa è comunale, non è dell'Atri, inizialmente avevamo riportato che era dell'Atri, invece è comunale. La casa è stata proprio murata per evitare che fosse occupata un'altra volta, ma questi sono, li hanno occupati di nuovo. Addirittura a me hanno avvisato, mi hanno detto: Andrea, non andare perché sono pericolosi. Io onestamente non sono andato perché c'era la nebbia, domenica c'era nebbia, avevo fretta, non volevo andare. Certo che questa situazione appunto della difficoltà di avere degli alloggi è importante, però mi dicevano che queste persone hanno già una casa popolare a Cavanella, cioè a Cabianca, cioè praticamente la mamma ha già è titolare di un alloggio popolare e questi abitavano con la mamma, ma siccome a un certo punto erano in persone, hanno deciso di saltare, voglio dire, le graduatorie e tranquillamente, addirittura più volte, perché sono stati più volte, diciamo, così sollecitati ad andarsene. Non sono al corrente se sono stati denunciati, presumo che siano stati denunciati, e quindi un comportamento, io per carità, è comprensibile le esigenze, ma questo comportamento mi sembra assolutamente scorretto, non solo da un punto di vista giuridico, ma soprattutto verso quelli che aspettano di avere, diciamo, un alloggio. Tu Pasquale, cosa dici, Emanuele?
Ma io dico che logicamente queste persone sono state denunciate all'autorità pubblica. È previsto dalla legge che la polizia municipale o gli stessi servizi sociali intervengano su questo. Il problema di Chioggia delle Case lo conosciamo da tempo, queste occupazioni abusive, queste difficoltà che noi ci portiamo avanti da anni. Probabilmente ci vuole, a mio avviso, un piano, bisogna ripartire da zero e ripartire con un nuovo piano, prima di vendita e di utilizzare quei soldi eventuali concessioni anche da un punto di vista di agevolazioni a queste famiglie, e con quei soldi lì intervenire in maniera importante sul patrimonio edilizio del comune. Molte famiglie sono in difficoltà, adesso anche ancora di più con questa crisi del lavoro, con questa crisi della pesca, che mi dicono che si vende meno pesce e altre situazioni anche dal punto di vista agricolo poco edificanti. La situazione è ormai cronica e si fa difficoltà. Bisogna ripartire, secondo me, con un piano nuovo da zero. Io farei questa soluzione, perché tutte le soluzioni che sono state adottate in questi anni non hanno portato a nulla. Per cui ripartire con slancio, con un nuovo piano, avere il coraggio di fare questo. Tu, Beniamino, cosa dici? Io penso una cosa molto semplice. Il Comune ha 76 milioni di euro di avanzo di amministrazione, di cui 20 disponibili e gli altri 50 erotti imputati alla legge speciale. Esistono una trentina, una cinquantina, adesso non ho il numero preciso, di alloggi sfitti, inagibili, chiusi, murati. Intervenire subito, andare a sistemarli, assegnarli, e se assegniamo a chi regolarmente è in graduatoria tutti quegli spazi che sono tuttora messi lì disponibili, però da sistemare, da ristrutturare, da rendere agibili per una dignitosa abitazione, una volta intervenuti in tutti quegli spazi che bisogna intervenire per renderli degli alloggi disponibili e di pronta consegna, si scorre la graduatoria il più possibile, e se tutti dopo sono occupati questi spazi da chi ne ha titolo, sicuramente non ci sono più queste situazioni. Viceversa, se aumentano gli spazi che l'ATER piuttosto che il Comune non affitta, non assegna per ovviamente dei problemi che hanno queste abitazioni, succederà sempre di più. Non è il primo caso che sento in questi anni, non sarà neanche l'ultimo, solo perché il Comune o l'ATER prestano il fianco perché succedano queste cose. Perché quando uno è disperato, figurati cosa gli interessa della denuncia alle autorità, eccetera. Ha una famiglia, butta giù la porta, entra dentro e si chiude dentro, poi facciamo anche la fatica di doverli far uscire, perché chissà quante situazioni di emergenza e quante situazioni illecite, perché insomma è illegittimo che uno debba buttare giù una porta e scavalcare chi è in graduatoria. Avrebbe più titolo di buttare giù la porta che allora chi è in graduatoria, chi è primo in graduatoria. Però io ripeto, il metodo secondo me da utilizzare, seguendo ovviamente tutti quelli che devono essere i dettami della norma, è quello di dire: facciamo una ricognizione di quanti spazi aperti sono rimasti, vediamo quanti soldi possiamo mettere a disposizione, facciamoci un preventivo di quanto costa, interveniamo velocemente nel sistemarli tutti e li assegniamo a chi è in graduatoria. Fatto questo, dimmi te se dopo ci ritroviamo qui a parlare di gente che butta giù porte. Impossibile, perché sono tutti occupati e da chi ne ha titolo. È il problema risolto. Forse anche posso dire una cosa. Forse bisognerebbe come circa una quindicina, 20 anni fa, è una mia proposta che ho fatto anche a Cavarzere, dove abbiamo anche numeri in proporzione molto più alti di Chioggia, di riuscire a dare con il riatto, anche se la legge adesso non è molto chiara su questo, però fare delle convenzioni con l'ATER è possibile, riuscire a dare questi appartamenti che non sono più agibili, perché quando la persona anziana muore oppure se ne va via,
l'appartamento viene sottoposto a un sopralluogo e di solito la canna fumaria o l'impianto elettrico non è a norma. Per quel motivo lì l'appartamento viene chiuso. Diamo questi appartamenti alle famiglie, alle persone, e diamo un tempo magari di 5 anni per sistemare l'appartamento, come ha fatto il Comune di Padova. Il Comune di Padova con la Giunta Bitonci aveva fatto proprio questo, e anzi aveva fatto anche un'altra cosa in più. Era riuscita a fare una gara e trovare un istituto di credito che riuscisse a dare 20.000 euro di prestito alle persone che entravano nei nuovi appartamenti. Davano 5 anni di tempo per ristrutturarli e poi incominciavano a pagare l'affitto. Penso che questa sia una strada. Molte famiglie dicono c'è quell'appartamento vuoto, c'è poco da sistemare. Riportarlo, a mio avviso, all'interno del patrimonio del comune e fargli fare gli interventi, dal punto di vista burocratico perderemmo un sacco di tempo. Lo diamo alle famiglie, 5 anni per mettere a posto l'appartamento e poi iniziano a pagare. Io farei così. Mi sembra una bella, questa mi sembrerebbe veramente un percorso più fattibile, più concreto e anche magari invece di 5 anni anche 3, perché voglio dire comunque... A Padova fanno così, che il comune, cos'è che ci metteva nel prestito che l'istituto finanziario faceva alla famiglia? Ci metteva l'assicurazione. Il comune pagava l'assicurazione su quei 20.000 euro che venivano concessi alle famiglie. È stata un'idea che nell'anno e mezzo ha funzionato molto a Padova. Io la riproporrei anche a Cavarzere. Abbiamo... Tra Comune e Ater noi abbiamo circa 270 appartamenti vuoti a Cavarzere. 270 appartamenti? Sì, ne abbiamo 150 del Comune che sono vuoti e abbiamo 120-110 dell'Ater vuoti. Incredibile. Mi sa che adesso che diamo sta notizia, tutti i chiogiotti qua che vogliono buttare giù porte verranno a Cavarzere. Attenzione! Facciamo un bando straordinario a Cavarzere in cui consegniamo gli appartamenti alle famiglie che vogliono venire ad abitare ed investire a Cavarzere. Massima libertà. Anche questa è una bella proposta, perché insomma Cavarzere, voglio dire, siamo nella provincia sud, adesso abbiamo 3 consiglieri regionali in comune. Allora io direi di chiudere questa rassegna con un'altra notizia che è sempre legata al Covid, legata a internet, ed è quella del Consiglio Comunale, che praticamente dalle prossime sedute si dovrebbe fare online, ma mi sembra che anche lì i problemi non manchino, giusto Beniamino? Ma sono falsi problemi, perché comunque il DPCM obbliga, non invita, obbliga le pubbliche amministrazioni a fare adesso incontri, salvo ovviamente motivazioni gravi e urgenti, farle in differita, quindi a distanza. Il Comune di Chioggia si attrezza per fare i consigli comunali online, le commissioni online. Io sono anche presidente di commissione e vedo che è semplice il meccanismo, è gestito bene, quindi niente da dire, nessuno ha niente da dire sulla commissione quinta di come viene fatta. Io ho lamentato la disorganizzazione di qualche presidente di commissione perché bisogna anche prepararsi prima sulle cose. E sui consigli comunali online li abbiamo fatti l'ultima volta e sono andati bene, quindi non vedo la critica, non vedo l'opposizione fatta dai colleghi su questo strumento. L'abbiamo fatto anche prima, a marzo-aprile, quando c'era il lockdown totale, il consiglio comunale online, e quindi non li ho proprio capiti nella loro viscerale e forte critica nei confronti del Presidente del Consiglio, che non voglio difendere, non ha bisogno di essere difeso e non mi interessa neanche difenderlo, però effettivamente se abbiamo questi strumenti pagati, abbiamo questi programmi che sono stati acquistati dal Comune, siamo dotati di tutti gli strumenti, se qualcuno ha difficoltà a casa o in ufficio di
connessione piuttosto che di strumenti. Il Comune ha messo a disposizione in varie sale, sala consiglieri, sala lampadari, sala del Consiglio, sala polifunzionale, alcune postazioni, e uno va in comune e ha il suo computer e fa la sua presenza e interventi in Consiglio Comunale. Detto ciò, non vedo dove sta la polemica. Bravo Beniamino, bravo, è bello che appunto che quando c'è da di criticare si critica e quando non c'è da dire è una posizione assolutamente corretta. Emanuele, vuoi concludere tu con qualche cosa su Cavazzare? Volevo anch'io parlare di questa cosa di Cavazzare. Noi il problema l'abbiamo risolto alla radice. Sono quasi 4 mesi che non facciamo un consiglio comunale. Per cui non abbiamo problemi di collegamento, ma noi ridiamo, però ci sarebbe anche da piangere, perché se probabilmente un'amministrazione in 4 mesi non riesce a portare un solo provvedimento in consiglio comunale, o vuol dire che probabilmente non ha i numeri per venire in consiglio, allora è meglio stare a casa e tenersi la benedetta carega sotto il proprio culo e stare zitti, o probabilmente non hanno alcuna idea di portare nessun provvedimento in consiglio comunale. Noi dell'opposizione ci stiamo organizzando, adesso c'è un termine di legge che è il 30 novembre per gli equilibri di bilancio, per cui dovranno venire entro il 30 novembre. Li stiamo aspettando, è da metà luglio che chiediamo notizie al comune con interrogazioni, mozioni e altro, ma nessuno ci risponde. Dispiace questo perché probabilmente non hanno niente da dire, ma quello che non ne risente è il nostro territorio, è la difficoltà del nostro territorio di essere aggrappato alla locomotiva Chioggia e poi alla locomotiva Venezia, perché noi, se vogliamo essere aggrappati al mondo economico e soprattutto alla vita istituzionale, quella vera, dobbiamo essere aggrappati prima a Chioggia e poi a Venezia. Tutti quelli che dicono andiamo in direzione di Rovigo, Adria, altre cose, io non sono mai stato favorevole a questo. Il nostro punto di riferimento, e lo dico anche in maniera convinta, è Chioggia. Per cui buona vita e buona collaborazione tra i nostri comuni. Speriamo che dopo la tempesta di tutte queste cose, anche un periodo politico qui a Cavazzare assolutamente nefasto, si possa aprire l'anno prossimo una primavera con le elezioni e con la scelta dei cittadini verso amministratori che abbiano voglia di impegnarsi. Io dico questo, abbiamo bisogno di amministratori che abbiano voglia di impegnarsi, che ci mettano la passione e che siano presenti sul territorio. Non si può piantare una bandierina e andarsene. No, i territori nostri non hanno assolutamente bisogno di questo. Grazie e buona giornata a voi. Grazie Emanuele. Ciao Beniamino. Anch'io saluto tutti, grazie dell'invito, mi fa sempre piacere partecipare, ci vediamo la prossima volta. Ciao Andrea, ciao Emanuele. Ciao, buona Ciao Andrea.